Da coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per il Veneto non posso che esprimere questa grande soddisfazione nell'essere a capo di un partito che cresce, che continua a crescere sia in quantità che in qualità degli aderenti. Oggi abbiamo sancito una tappa importante per quanto riguarda non solo la crescita del partito ma anche la crescita del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, con l'adesione di altri 2 consiglieri che portano in totale a 5 i consigli regionali di Fratelli d'Italia presenti in Consiglio regionale del Veneto. Grande soddisfazione da parte di tutta la classe dirigente. Fratelli d'Italia cresce, Fratelli d'Italia vince. Sergio Berlato, che oltre ad essere capogruppo è coordinatore regionale, ci ha marcato stretto da tempo, e quindi sì, abbiamo ceduto di schianto, ma in realtà insomma il richiamo forte è proprio quello del movimento di Fratelli d'Italia, che in questi mesi particolarmente ha dato proprio l'idea di un'apertura verso un mondo che è quello civico e non civico comunque all'interno del centrodestra, che ci ha attirato in maniera irresistibile. Chiaramente un progetto che si candida a diventare un progetto comunque che va ad essere, non dico egemono nel centrodestra, ma comunque inclusivo verso tutta una serie di realtà come anche la nostra, che magari per vari giochi, per varie questioni erano rimaste, diciamo, un attimo spiazzate dai cambiamenti degli ultimi anni. Quindi aderiamo entusiasticamente, sperando di dare il miglior apporto possibile al movimento. È un approdo abbastanza naturale di centrodestra veneto, nel senso che noi siamo convinti e consapevoli che Fratelli d'Italia oggi è il vero motore per la rinascita del centrodestra che tanto ha bisogno l'Italia e la nostra regione. Quindi noi ci mettiamo a disposizione di questo partito, di questo movimento con grande entusiasmo, apprezzando moltissimo l'apertura e l'accoglienza che il presidente Giorgia Meloni ha fatto in vista di una crescita importante e la prospettiva di una vera e giusta vittoria del centrodestra in Veneto e in Italia. Beh, io credo che sia veramente importante che Fratelli d'Italia in Veneto dia un segnale ulteriore di forza e di crescita che si ripercuote su tutto il centrodestra. Noi siamo contenti quando cresce qualsiasi delle 3 componenti del centrodestra, la Lega, noi, Forza Italia, e sono convinto che lo stesso avvenga per i nostri alleati. Voglio ringraziare Sergio Berlato per avere lavorato molto per accrescere il numero dei nostri consiglieri regionali, già a 5, perché insieme agli ultimi 2 abbiamo già sia Giorgetti che la Donazzan, e io credo che adesso il lavoro ulteriore è quello di armonizzare tutte le voci di Fratelli d'Italia per contribuire a un'armonia generale del centrodestra, che deve avere un solo preciso obiettivo: in Veneto continuare a battere, come abbiamo già fatto, la sinistra e i 5 Stelle, e arrivare ad elezioni nazionali per dare all'Italia un governo di centrodestra.